sono Gabriele Salvadori, sono nato nel 1949, quindi ho quasi 64 anni e direi che il nuoto ha dato un senso alla vita mia e della mia famiglia perché siamo sempre stati in piscina. La mia famiglia è caratterizzata dal fatto che mio papà era un nuotatore, campione di nuoto alla fine della guerra, aveva fatto nuoto prima della guerra, credo abbiamo cominciato proprio prima della guerra perché ha avuto problemi, noi siamo ebrei, e lui ha avuto grossi problemi a poter nuotare, mangiava sotto falso nome, veniva squalificato, poi fuggì in Svizzera in maniera molto avventurosa e lì diventò un grande campione di nuoto svizzero. E a distanza di anni abbiamo anche conosciuto il giornalista italiano Massimo Della Pergola, morto di recente, che scriveva su di lui sulla Gazzetta dello Sport di questo campione di nuoto che vinceva tutte le gare ed era lui la squadra a Lugano. Noi siamo vissuti fin dall'inizio in piscina. Io ho un ricordo precedente all'anno in cui ho cominciato a nuotare, un ricordo probabilmente del 53, avevo 4 anni e gridavo a mio papà: dai papà, forza che l'altro è morto. L'altro era un avversario, la piscina era quella della Passoni di Venezia, dove ho cominciato a imparare a nuotare. Mi ricordo 2 cose che mi portavano sulle spalle e mi facevano battere le gambe. Uno di questi era l'Aleto Padovan, che è morto di recente, poverino, e mi ricordo di una rete che veniva calata dal bordo della piscina, veniva calata in acqua e lì battevamo le gambe. Noi si passava la mattina a battere le gambe, e parliamo del canale della Giudecca, all'epoca era balneabile. E poi la prima gara di nuoto era nel 55. I miei avversari sono 2 personaggi incredibili. Uno è Riccardo Calimani, che oggi è un noto scrittore, che arrivò col papà in piscina, portato per vedere le gare di nuoto, e mio papà gli disse: dai, manda in acqua anche Riccardo, fa una gara con mio figlio. Il terzo era Torta, che è finito in manicomio criminale perché buttò un pilastro dal ponte dell'Accademia e uccise un finanziere, no? Quindi eravamo un trio ben assortito, credo. E questa è la mia prima gara di nuoto ed erano i 25 metri battuta di gambe con la tavoletta. Ecco, e poi il vero iniziare a nuotare direi è stato a Mestre. Prima a Mestre si andava a nuotare nell'Oselino. L'Oselino alla curva dei 7 annegati, perché ogni tanto moriva qualche ragazzino perché non riusciva a tornare su dall'acqua. Lì ci accorgemmo che stavano scavando qualcosa, c'era un cartello nel 55-56 con scritto qui piscina comunale, coni, era una piscina tipo 25 metri, c'erano molti in Italia che erano sorte con dei finanziamenti fatti dallo Stato al CONI, che poi dava le piscine in gestione ai comuni, i quali a loro volta li davano alle società sportive. E queste sono state le prime gestioni da parte di società sportive. Però a Mestre non c'era società sportiva. La piscina volevano darla al CSI, e il factotum del CSI era padre Don, adesso mi sfugge il nome, comunque abitava in via Spalti, era il mio prete di religione a scuola, molto simpatico. Io non facevo religione, però chiacchieravo molto con lui. La prima gara invece me la ricordo a Mestre, era nel 57 e mi ricordo la mia bestia nera si chiamava Gian Lombardo, chiamato Tarzan. Mi ricordo per anni era molto più forte di me e dopo pian pianino insomma io ho continuato, lui si è messo a fare altre cose, ha avuto anche lui problemi con la giustizia. Il nuoto per noi era la vacanza estiva innanzitutto, perché con la piscina di Mestre non si andò più in vacanza, ma si cominciò a far vacanza a Mestre in piscina. Noi si andava alle 7 di mattina a giocare a calcetto, mettevamo i fazzoletti per non pagare dietro le porte come si usava una volta, poi c'era l'allenamento, arrivava il Cianci che smontava, faceva la notte in ferrovia, poi di giorno veniva ad allenarci, si cominciava gli allenamenti la mattina, man mano che si arrivava ci si allenava. Finito l'allenamento si restava in piscina perché si giocava con la palla, si mettevano giù le porte, poi pomeriggio si andava a dormire un paio d'ore, alle 6 si tornava con le famiglie che stavano al bar, loro stavano così a bersi l'aperitivo, noi si faceva l'allenamento della sera, prima di nuoto e poi di pallanuoto. Poi molto spesso con le famiglie si andava a mangiare qualcosa fuori, da Paetti, quei posti insomma che
che a Mestre andavano tanto di moda all'epoca, o nei dintorni di Mestre. Quindi era una vacanza ed era, poi d'inverno era una sofferenza perché non c'era piscina coperta. Quindi d'inverno si andava, ci fu la possibilità di andare col pullman il giovedì sera a nuotare alla piscina coperta di Paderno, nel Collegio Filippini. Ci fu poi dopo negli anni 60 la piscina a Venezia, la San Giorgio, che fu la prima piscina coperta dove si poteva, e si andava il lunedì sera lì, e poi si andava dal prete di Zelarino che ci dava la possibilità di uno stanzone un po' lungo e stretto, mi ricordo, e molto freddo, nel quale si faceva ginnastica. E i nostri attrezzi erano 2 palle mediche e alcuni bastoni tagliati delle scope con i quali si faceva ginnastica isometrica. Ecco, questi i nostri ricordi. Quindi un'epoca eroica, molto, molto bella, vista almeno a distanza. Tutto sommato noi eravamo figli di famiglie medie, potevamo anche considerarle benestanti rispetto a chi insomma non mangiava la carne. Noi, ripeto, la differenza era mangiare la carne e avere la televisione alla fine degli anni 50. Questo faceva la differenza tra chi era povero e chi era medio benestante. Ecco. E la cosa formidabile d'inverno era che le famiglie continuavano a trovarsi. Noi ci si allenava d'estate, poi l'amicizia a distanza di tanti anni ci troviamo più tra ex compagni di nuoto e ci sentiamo che tra ex compagni di scuola. Ecco, questa era veramente una cosa formidabile. Si andava in bicicletta in piscina tutti insieme, partiva il primo in bicicletta da Carpenedo, tirava su tutti gli altri in bicicletta, si arrivava tutti insieme in piscina, e poi il contrario a mezzogiorno. Molto spesso si andava a mangiare gli uni degli altri e neanche si accorgevano i genitori di avere qualche figlio in più a pranzo o a cena. La manifestazione che io ricordo di quando eravamo ragazzini era la Coppa Bruno Piazza. Si nuotava di sera. Nel Veneto c'erano 6 società sportive, no? C'erano Ferrovieri, Veneziana, Mestrina, Padova, Vicenza e Verona, 6 società. Di sera si faceva delle gare, categoria ragazzi, grandi, tutti. E quel che mi ricordo è che quando a Padova, a metà degli anni 60, nacque una 7ª società per una scissione, il professor Dino Musner fece i nuotatori padovani, le 7 società erano strette per una piscina a 6 corsie come quella di Mestre, per cui la Coppa Bruno Piazza morì. Ecco, questa è una cosa stranissima. Ecco, c'erano 6 società di nuoto agonistico nel Veneto all'epoca. Oggi ce ne saranno 6 soltanto a Mestre, probabilmente. Ecco. Quindi è proprio... stiamo parlando dei tempi che furono, insomma, 50 anni fa era un altro mondo, era tutto anche molto più semplice, molto più informale. Beh, io ricordo questo Oscar, che era la mia bestia nera, che era più un avversario che un compagno di squadra, ma poi io ricordo... perché poi tutta la squadra di nuoto diventò anche squadra di pallanuoto. Io ricordo i fratelli Ferghine, i fratelli Smagnotto, Ottolin Walter, i fratelli De Sanzuane che nuotavano facevano pallanuoto prima di noi, i Rebesco, perché poi da nuotatore io diventai allenatore, no? Quindi molti che erano miei compagni di squadra finì anche per allenarli, qualcuno anche più vecchio di me, Bignotto, Belfago. E ripeto, l'amicizia era fortissima, le famiglie erano molto amiche, poi anche ci si bisticciava qualche volta, ma poi a distanza di tempo, questo è importante, l'amicizia è sempre stata più forte anche della rivalità, dell'incomprensione che ci sono state. Ecco, a distanza di 40 anni, per esempio, io ho ricevuto con molto piacere le scuse di un compagno di squadra che mi aveva fatto delle svastiche nello spogliatoio, che fu una cosa per noi terribile, per me e per i miei fratelli. Ecco. C'è mio fratello Mirko di Milano, perché eravamo in 5 a nuotare, che ancora se lo ricorda, che ancora dice che non vuole più parlare con questi compagni di squadra che avevano fatto questo sgarbo, chiamiamolo così, senza voler esagerare. Io ho continuato restando nell'ambiente, come anche mio fratello, mentre altri 3 fratelli e sorelle fanno altre cose. Noi siamo rimasti nell'ambiente e siamo diventati
prima allenatori di squadre giovanili, poi allenatori di grandi, poi abbiamo avuto anche degli atleti forti, delle squadre forti. Abbiamo fondato, ecco, noi abbiamo tradito, mio papà fu tra i soci fondatori della Mestrina, fu uno dei 2 soci fondatori della Mestrina, assieme a Ezio Miserotti, primo presidente. E io forse sono stato colui che ha invece distrutto la Mestrina, nel senso che si fece una scissione alla fine degli anni 70, anzi all'inizio degli anni 80, nell'81 si fece una scissione, il 31 gennaio dell'81 nella cucina di casa mia si fece una scissione e si fondò la Serenissima Nuoto, e ci si divise anche come piscine. La pallanuoto restò a Mestre Centro, che poi venne chiusa e restaurata, noi ci si spostò nella piscina nuova di Via Calabria, tuttora la Serenissima è lì. Poi successe altre vicende, io continuai io capii che l'allenatore doveva sempre obbedire al presidente, per cui feci un'altra squadra di nuoto, la Rana Azzurra, e me ne andai a Conegliano, e lì sono presidente, allenatore, istruttore di nuoto, bagnino, eccetera. Com'è cambiata? È cambiata che oggi è tutto difficile, oggi la società è tutto difficile. Abbiamo avuto per esempio dei problemi di recente, un'invasione di acqua in piscina 2 giorni fa a Conegliano. Per poter svuotare l'acqua devi avere i permessi dei pompieri e di chissà chi. Per nuotare è tutto più difficile come allenatore, perché le famiglie una volta portavano i ragazzini molto ruspanti in piscina per fare agonismo, oggi li portano perché non stanno bene, poi cominciano a fargli fare agonismo, non capiscono che fa bene, ma una cosa che non sarebbe mai successa 40 anni fa, mi è successa un anno fa, una ragazzina casca da un letto a Castello durante una manifestazione che siamo andati a fare in Toscana. La prima cosa che fanno i genitori oggi è ricorrere all'assicurazione, agli avvocati, quindi bisogna purtroppo anche a volte dimenticare la passione che si ha ed essere molto molto attenti, molto prudenti, e anche rinunciare a volte a certe manifestazioni che si vorrebbero fare, perché ci sono rischi dietro all'angolo continui. Ecco, questo è cambiato, che una volta il rischio non c'era, forse non lo sentivamo, oggi c'è. Fare sport è diventato anche rischioso. Sono tanti anni che andiamo in giro per il mondo a studiare, ho avuto la fortuna di andare anche mandato dalla federazione 2 volte in America. Niente, siamo stati in America, abbiamo capito che il nuoto italiano era molto indietro, si pensava addirittura di non tornare più dall'America. Erano i 79 e 80, e 81 siamo stati in America. E l'Italia è cambiata, è cambiata. Cosa è cambiato? È cambiato innanzitutto la base. Non ci sono più 6 società di nuoto nel Veneto, ce ne sono 90 forse, no? Quindi il numero di praticanti è elevatissimo. È chiaro che quando aumenta la base anche il tecnico deve adeguarsi e deve aumentare le proprie conoscenze scientifiche, le proprie capacità. E poi è cambiato che i nuotatori più forti sono pagati, per cui prima siamo più bravi ad allenare, forse siamo più bravi ad allenare perché abbiamo più conoscenze. Siamo dei professionisti, mentre una volta mio papà allenava e non prendeva niente, il Cianci, De Sanzuane allenava e gli davano il 10% dell'incasso, ma il biglietto nessuno lo pagava, il Cianci viveva del lavoro che faceva in ferrovia e prendeva un rimborso spese effettivo. Oggi siamo tutti dei professionisti, questo ci obbliga, la concorrenza e la professionalità ci obbligano a lavorare meglio. E gli atleti nuotano di più, perché una volta i più bravi anche finivano a 17-18 anni di nuotare perché poi dovevano andare o a studiare o a lavorare. Oggi c'è la possibilità di far nuotare di più gli atleti grazie al fatto che ci sono soldi. Sicuramente chi nuota non diventa, a parte poche eccezioni, non diventa più ricco, non prende più soldi di quanti ne prenderebbe lavorando, però può nuotare invece che lavorare e quindi allunga la carriera e i risultati sono migliori. E poi c'è il confronto internazionale, una volta era minore, oggi è molto forte e quindi grazie al confronto internazionale la squadra italiana oggi non ha né metodi di allenamento né nuota a livelli inferiori agli americani. Certo, gli americani sono di più e quindi fanno più medaglie di noi, ma noi ormai come metodi di allenamento. E l'allenamento cos'è cambiato? Con i più piccoli abbiamo più conoscenze tecniche e quindi sappiamo farli nuotare meglio e più velocemente riusciamo a farli nuotare bene. Loro poi mangiano meglio, sono molto più alti, tutti i nostri nuotatori sono più alti di una testa di noi, non è che noi siamo piccolissimi, cioè,
purtroppo sono troppo seguiti dalle famiglie molto spesso, però è un elemento con cui bisogna convivere sicuramente. E poi un'altra cosa molto importante, abbiamo delle conoscenze scientifiche sul funzionamento e per cui anche i metodi di allenamento specifici sono molto migliorati e poi questi atleti hanno modo di allenarsi di più. Si nuotava solo d'estate, loro nuotano anche 2 volte al giorno d'inverno e 3 volte al giorno d'estate e quindi più tempo, più salute, più condizioni di vita migliori e anche impianti migliori, perché insomma noi si nuotava in una piscina dove quando era calda erano 18-19 gradi, per cui più di 2000 metri di allenamento non potevi fare, e anche a volte si beveva la graspa con le sanzuane per poter stare in acqua un po' di più, questa è una cosa divertentissima. E si andava a nuotare il 1° maggio alla Mestrina all'aperto e si metteva la canna dalle docce, arrivava l'acqua calda per scaldare un po' l'acqua che era sempre ghiacciata. E oggi invece sotto i 28 gradi i nuotatori non scendono in acqua, hanno questi costumi costosissimi, hanno tutto. Ecco, non è che era meglio prima, era meglio adesso, sono 2 cose diverse.